Dottor Luigi Colusso, psicoterapeuta, iniziatore del gruppo Rimanere Insieme dell'ADVA di Treviso. Ecco, ultimamente si è verificata una recrudescenza di casi di suicidi. Lei che cosa ne pensa? È un po' presto dire con certezza che c'è stato un aumento, perché ci sono anche andamenti stagionali e durante il tempo del lockdown pare che siano stati meno del solito, e il timore mio e delle altre persone che fanno parte del tavolo, gli altri professionisti, era che alla fine del lockdown, di nuovo con il confronto con la realtà, i suicidi sarebbero tornati a crescere. La sensazione è che stia accadendo esattamente questo, che ci sia in questo momento più di qualcuno che, dovendo confrontarsi con realtà difficili, si orienta verso la scelta autosoppressiva. Parliamo dell'effetto emulativo. Secondo lei come l'informazione dovrebbe trattare i casi di suicidio? Allora, ci sono tante situazioni diverse. Una è quella delle persone celebri, per esempio, di cui non si può ignorare il gesto, attori, politici e altra gente che finisce normalmente sui giornali. Io penso che l'argomento non dovrebbe mai essere totalmente eluso, ma dovrebbe essere molto conciso e fare riferimento, come succede per gli altri morti, no? Succede che uno muore di infarto a una certa età, non viene fatto un articolo sull'infarto, cioè l'infarto, si muore tutti di infarto, l'infarto è un pericolo pubblico, è morto di infarto, faceva il giardiniere, faceva l'autista dell'autobus, ha lasciato 2 figli, è morto giovane, è morto vecchio, non so, quelle cose buone. I latini dicevano de mortuis nihil nisi bonum, dei morti si parla solo che bene, oppure non si parla. E questo perché se appunto si dice Tizio aveva problemi economici e per questo si è suicidato, allora sì, penso anch'io ho problemi economici, allora questa può essere la soluzione. Tizio si è suicidato, ci dispiace perché nessuno se l'aspettava e ci sono la moglie, i figli, il suo lavoro che era importante, non era importante, insomma c'è modo. E ogni volta, e alcuni giornali hanno cominciato a farlo, e forse anche TV, io guardo pochissimo televisione, proprio tutto più qualche telegiornale, di mettere, allora è successo al tizio che ha suicidato, una cosa molto breve anche su come l'ha fatto, dove l'ha fatto, era in via Mario Rossi al numero 25, che c'è un ponte alto 35, ma lascia perdere, chi è della zona lo capisce lo stesso, io che non sono della zona, chi se ne frega, questo posto non lo conosco, quindi e mettere in coda o su un box o in qualche maniera chi ha pensieri suicidari, chi si sente solo può fare ricorso a strutture pubbliche e private, quindi non c'è problema di privacy eccetera, e lavorare sul cosiddetto stigma, cioè sull'idea, no? Come dire, sa, a proposito, non l'ho detto che io ho l'AIDS. Ah sì, fa lei, no? Davvero? Ma da quando? No, allora, non te lo dico, no? Se dopo a proposito, dov'è che dovevamo andare alle 10:30? Ciao. Allora, sono maresciallo dei carabinieri, confido questa cosa qua, prima cosa che mi fanno, mi tolgono la pistola, mi tolgono dal servizio attivo e mi mettono a fare le fotocopie. Tu sei matto se pensi che io vada a dire una cosa del genere. Però io, maresciallo dei carabinieri, posso venire qua per dire in hospice, posso andare all'associazione Ascoltiamoci, parliamone, ci sono associazioni qui dove privatamente
quindi con tutto il rispetto della privacy, perché non sei in servizio, puoi parlare dei tuoi pensieri suicidari. Ecco, tenendo conto che è una cosa fondamentale, che noi abbiamo bisogno di fare narrazione delle cose importanti per noi, se no scoppio, perché se io fossi in montagna perché mi sono comprato una villa meravigliosa, che ho vinto la lotteria, non ho neanche giocato, quindi, ma per dire, non posso dirlo, sono tutti parenti, tutte le associazioni qua, dammi skate, che ha vinto la lotteria, eccetera. Ed è una cosa, è una disgrazia vincere la lotteria e non poterlo dire, no? È una disgrazia dire che ho fatto l'amore con Miss Italia, non posso dirlo, se no mia moglie mi ammazza, no? Non so, ma invece noi abbiamo bisogno di narrarci. Quello che non riusciamo a narrare fa marcire dentro, nel buono e nel cattivo. Tante persone pensano di farla finita, fortunatamente poi pochi arrivano al gesto estremo. Secondo lei, dottore, come è possibile intercettare queste persone e cosa si può fare per evitare di arrivare a questo gesto? Allora, premesso che difficilmente riusciremo a evitarli tutti, ma io penso che anche quelli che fanno questo gesto estremo possiamo immaginare per una sofferenza molto profonda e reale, come chi ha alcune malattie molto invalidanti, chi si trova in situazioni estreme. E quello che noi possiamo sempre fare è dare la possibilità alle persone di una qualità di vita buona. Qualità di vita buona significa parlarsi, raccontarsi, cominciare noi a raccontare, perché se fossimo noi i primi a dire della nostra tristezza, dei nostri pensieri cupi e della volontà però di attraversarli e di trovare una soluzione, forse anche i nostri interlocutori troverebbero il coraggio di dire: guarda, anch'io sono molto triste perché anche il mio di lavoro sta andando male, eccetera. Allora, sentire, uno, che non siamo soli nella situazione, due, che qualcuno è disposto a permetterci di raccontarci, di sfogare. Alcune volte io vedo nel caso del lutto le persone si arrabbiano perché vabbè, è morto e non torna più, morto anche di malattia, no? È normale, e non vogliono neanche che io pianga, non vogliono neanche che io sia triste, che sia un po' arrabbiato. Ma lasciatemi, scusa, devo essere contento? Non devi piangere. Ma perché? Allora, permettimi di piangere, permettimi di raccontare quanto è grande il dolore per la morte del trisnonno, magari, perché, no, se vai il trisnonno, 120 anni, come fai a piangere? Insomma, io ce l'ho, come dire, sono triste perché motivo che per te è futile. Va bene, per te è futile, accetta che per me è importante. Allora, sentirsi riconosciuto, sentire riconosciuta l'identità, il diritto di narrazione, significa aprire la porta a parlare. Allora, se tu mi dici: sì, guarda, io non solo sono triste, ma non solo ho fatto pensieri suicidari, ho anche comprato la corda. No, aspetta un attimo, Maurizio, Francesco, Erminio, eccetera, vieni qua, dimmi, guarda, c'è un posto così, c'è un posto così, ti accompagno, vai da solo, vai con tua moglie, se vuoi li chiamo io, se proprio tu no, perché ti ho dato la possibilità. Quindi c'è questo aspetto di segnalare la stampa, i media in generale, e si parla di stampa ma significa i media naturalmente, di segnalare che dobbiamo ricostruire la comunità. Ci si può rivolgere a un po' tutte le entità che sono pubbliche e private che fanno parte del tavolo provinciale. Significa, io ci rappresento l'ADVAR, poi ci sono associazioni
come Parliamone, Ascoltiamoci, come l'ISRA, che sono le case di riposo di Treviso, l'azienda sanitaria, l'ufficio scolastico territoriale, lavoriamo molto con le scuole, ci sono dei protocolli suggeriti e sperimentati, quindi adesso è chiaro, in pochi minuti fare l'elenco, numero di telefono, mail eccetera non è possibile, però con questi nomi, digitando sul computer, si trova. Rimanere insieme di Advar per la elaborazione del lutto, che è appunto quello che io in particolare rappresento, fa un servizio di accoglienza totalmente gratuito, non confessionale e così via, quindi come punto poi c'è il telefono amico, c'è un numero di telefono regionale che è quello del servizio inoltre, che pure questo si trovano facilmente e che fanno un servizio di accoglienza telefonica, e già questo può risolvere molto, oppure possono indirizzare a uno dei servizi territoriali per un contatto diretto in presenza, diciamo così.